60.000 prenotazioni e 3.300 imbarcazioni che assisteranno questa sera dalle 23:30 allo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio. Venezia si prepara così, a poche ore dal grande evento, alla sua notte famosissima, quella del Redentore, tra le feste più amate ed importanti in laguna. C'è ancora posto per chi, ritardatario, volesse assistere dalle rive allo spettacolo pirotecnico dei fuochi. Questa mattina, sopralluogo dell'assessore al turismo Simone Venturini, con i direttori di Vera Fabrizio Doria, che hanno fatto il punto sulla macchina organizzativa. Tutto è pronto? È quasi tutto pronto per i fuochi del Redentore, si stanno posizionando anche le chiatte che poi gestiranno i fuochi d'artificio dal bacino di San Marco, un'organizzazione molto complessa, meticolosa, deve funzionare al millimetro, che come ogni anno regalerà uno spettacolo tra i più belli al mondo. Da mesi si è messa in moto l'organizzazione di questa serata. Tutta l'organizzazione è partita ormai molto tempo fa per arrivare a questa giornata pronti e prevede appunto una grandissima macchina organizzativa con moltissimi steward, personale, polizia locale, forze dell'ordine, vigili del fuoco, tutti per garantire una manifestazione straordinaria e sicura. Un grande ringraziamento a tutto il personale coinvolto in questa grande manifestazione e ancora una volta buon Redentore a tutti i veneziani. Ieri sera l'apertura del ponte votivo di barche galleggianti che fino a domenica collegherà la fondamenta delle Zattere alla Basilica del Santissimo Redentore. Inaugurazione alla presenza tra le varie autorità del ministro Renato Brunetta, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il patriarca Monsignor Francesco Moraglia hanno rivolto un loro discorso dalla scalinata della Basilica dopo aver attraversato per primi il ponte insieme al prefetto Vittorio Zappalorto. E c'è attesa per l'omelia che domani sera il patriarca rivolgerà ai fedeli della Basilica nel grande pontificale delle 19, che verrà concluso dalla benedizione alla città all'esterno della scalinata della Basilica. Grazie al nostro patriarca Francesco, una guida spirituale, un esempio per l'intera comunità veneziana, che vede in lui un uomo illuminato e capace di parlare ai cuori della gente. Grazie infine a tutti voi. Vi arrivi il mio più sincero augurio di buon Redentore. La città vi accoglie con il sorriso